Ciao a tutti, buona domenica. Cioè, per me è domenica, per voi non lo so. Oggi è domenica? No, il calendario fermo a luglio. E quindi? Beh, deve essere la prima domenica di agosto. E quindi non so il numero, forse il 7, 6, 7, 7 dovrebbe essere. Abbiamo deciso all'ultimo di andare in gita e partiremo come i turisti tipo a mezzogiorno, cioè da matti proprio. E sono le 9:30, io devo vestirmi, devo preparare i panini, devo andare anche in cooperativa che mi serve da mangiare dei gatti e quindi sono incasinata perché devo fare mille cose e sono le 9:30, tardissimo per partire e andare in gita, solo che oggi è una giornata veramente bella e a me dispiaceva stare a casa con una giornata del genere, domani anche dovrebbe essere così. Quindi si va in gita, si va al 5, a 5 Torri e quindi non so com'è la strada, non sono mai stata, Cortina da un pezzo in ogni caso, e quindi si va lì. Ci sono i sentieri della guerra e quindi le trincee, tutte quelle cose, a me piace andare in quei posti e quindi abbiamo deciso di andare lì. Quindi, come detto prima, siamo partiti, no, non ve l'ho detto prima che siamo partiti, vabbè, stiamo andando, diciamo, alla partenza, siamo appena arrivati poco prima della circonvallazione di Cortina, solo che c'è traffico, è domenica e sono le 10:39, ecco 10:40. Come i Dai. turisti. Quindi partiamo appunto, come vi ho detto, come i turisti, tardissimo. Ci stavamo mangiando Milka con Oreo. Qua praticamente quella è la Tofana, il gruppo delle Tofane. E qui è dove sono andata a scuola io, lì. Lì e questa qui è la scuola, il liceo artistico, quella è la palestra, lassù c'è la scuola media e lì c'è lo scientifico con la ragioneria e l'altra scuola media. Quindi io sto mettendo i calzini uno alla volta, lo smalto ce l'ho ancora abbastanza integro sui piedi, sulle mani invece sapete che è tutto rovinato, ma non l'ho ancora tolto, quindi metto l'altro calzino e poi con calma metto anche gli scarponi. Madonna! Questa strada è piena di buchi. Ecco, questo è il paesaggio da qui, con il mio piedino sul riflesso sul vetro. Vai. Comunque, saluta. Ecco. Guarda che devo cambiare. Ecco, devi cambiare marcia. Se no, va bene. Guarda, ha tagliato l'erba qui, che bello. Sì, si vede molto. Sì, sì, dai, si vede. Sì, adesso se brinco il tartaruga ninja che va su 40 Sì, in all'ora. effetti stanno andando veramente piano, ma Io di solito- d'altronde l'ho detto in un video, noi siamo imbranati in città, quelli della città quando vengono qua sono imbranati su queste strade. E è così, perché è così. C'è tutta Cortina di là, ma non si vede. Dopo al ritorno ve la faccio vedere. Ecco, questi esseri qua che stanno davanti alle macchine in mezzo alla strada, che non è in mezzo, ma comunque è in mezzo perché la strada è stretta, Poi in curva. in curva danno molto molto fastidio perché non, se li prendi per caso dentro è colpa tua, non è colpa loro che sono sulla strada. Ecco fatto, passato il ciclista, guardate che rocce, ma perché no? Ah, ecco, adesso è a fuoco, passiamo sotto la roccia, che bello. Cioè, oggi è veramente una giornata stupenda, mi dispiaceva veramente stare a casa. Si passa sotto la roccia. No, su dal Belvedere si può vedere tutta Cortina, la discoteca Belvedere. Sono troppo esaltata perché non sono mai salita su sti cosi, no? E guarda che c'è il sentiero che va su sotto la pista, cioè sotto il coso qua. Com'è che si chiama questa? Funivia? Seggiovia. Seggiovia. Seggiovia 5 Torri. Seggiovia 5 Torri, ecco, abbiamo scelto di andare su con questa perché ci ha detto che è un'ora e mezza a piedi e comunque è abbastanza salita, io non ce la faccio, non sono neanche allenata, quindi che bello. E niente, qua c'ho i bigliettini. Costa parecchio la salita, parecchio insomma, costa, però per una volta si può fare. Adesso vi riprendo un po' il paesaggio.
Eccoci qua, lì c'è il rifugio Scoiattoli. 2250? Non mi ricordo. Bello qua su, non ero mai stata. Ecco, da qua che non c'è gente posso farvi vedere meglio. Quello è il Sas di Stria, dove ho fatto anche il video. Se andate indietro nel mio canale trovate il video dedicato a quella gita lì, e anche lì ci sono le trincee della guerra e si arriva proprio su in cima, tutto nelle trincee. Sì, sono effettivamente alti questi scalini. Devo fare, devo spendere Ecco. 100 euro per comprare la corda nuova. Ecco, capito? 200 euro la corda nuova, che bisogna andare in sicurezza in montagna, chiaro? Ecco. Bello, siamo passati sotto tutte queste montagne, queste rocce dove tutti scalano, cioè è così di gente, veramente bellissimo. Praticamente è il giro delle torri. Che vuoi fare? Vuoi tornare Ecco, giro indietro? Poi facciamo un giro, finiamo il giro. Come vuoi? Vuoi fare le trincee? O... No, l'abbiamo fatti prima di là. No, ma quelle sopra non abbiamo visto, c'è gente. Vabbè, andiamo di qua, si fa prima. Andiamo al rifugio Scoiattoli e poi non so se andiamo ancora su, che c'è un altro rifugio. Bello però.
Sono stanca morta. Abbiamo fatto tappa, abbiamo fatto più o meno il giro delle 5 torri, che sono laggiù. E poi ho fatto tappa in bagno, rifugio scoiattoli. Ma dovete, che bello, non ero mai stata. È tutto in legno anche il bagno. È pulitissimo. Veramente sono rimasta sorpresa. E adesso stiamo andando sull'altro rifugio. L'Averau. È Averau, vero? Ecco. Oh, continuo a vedere sassi a forma di cuore. Eccolo là, lui è già là. Io non ce la faccio, non ho fiato. Comunque è bellissimo. Guardate. Bello. E chi ci arriva lassù in cima? Tu. Ok, andiamo lassù. Lassù! Ok. Bene. Ce la possiamo fare. Ce la posso fare. Oh mamma mia. Spero vi piaccia questo video, anche se magari vi faccio vedere più paesaggi che resto, perché so che vi piacciono. Io che parlo non sono molto interessante, anche perché non so quasi niente di qua e quindi non ha molto senso. Però prime impressioni è una bella gita da fare e le seconde impressioni le avrete dopo. Ok, allora siamo arrivati all'Averau e da qui si vede, c'è un panorama, vi ho fatto il video prima, veramente bello. Ecco, quindi questo qui è l'Averau. Noi adesso saliamo ancora e non si sa dove si va, insomma si va a caso oggi e è bello questo. Non ero mai stata, bellissimo, ve l'ho detto 1000 volte, non c'ero mai stata, comunque veramente merita. Ecco, sono qua in cima, cioè non so se capite, c'è un burrone tipo, sì, oltre queste roccette qua, e c'è gente laggiù in fondo che sta salendo e qua su stiamo andando praticamente, vi faccio vedere, aspettate che vado su un posto più sicuro, ecco, allora quello laggiù è l'Averau che vi ho fatto vedere prima, siamo già abbastanza distanti e adesso stiamo andando al Nuvolau e quindi ancora più in alto, dobbiamo salire praticamente questa montagna lassù in cima e basta, c'è anche vento, spero sentiate qualcosa e non lo so, dopo vi faccio il filmato da là sopra perché veramente ne vale la pena. Quella laggiù, se mi sentite, è Cortina, tutta quella laggiù. Bello, siamo arrivati al rifugio. Quelle sono le 5 torri, cioè sono piccolissime da qui. Lì c'è il rifugio scoiattoli, lì. E niente. E adesso siamo qua e andiamo qua su. Quella cosa fondamentale.
Ok, sì, non vi ho ripreso molto lassù perché è pieno di gente. Volevamo fermarci a mangiare proprio al rifugio, solo che di fuori era tutto pieno e di dentro non volevo stare con questa giornata a mangiare dentro, non mi sembra il caso. E quindi in ogni caso abbiamo il pranzo a sacco, quindi non perdiamo niente. Insomma, da mangiare ce l'abbiamo, però c'era un profumino invitante e quindi volevamo mangiare proprio di fuori lì. Proprio mangiare al rifugio, ti sparano anche qua giù alla Verau. Oh, che carini! Comunque qua ci siamo fermati fuori dal sentiero e qui c'è anche un burrone qua sotto. Però ci siamo fermati qua, adesso mangiamo. Oh, è arrivato un amico. Un corvo. Un amichetto. Ah, non si può ingrandire. Oh, là. No, così mi cambio. Cioè mi cambio, mi tolgo tutto il video. Ah, video. Fregato, ho fatto il video. Mi tolgo tutto il mio ambaradam qua. E adesso mangiamo. Ho preso la borsa, prima ho aperto la bottiglia d'acqua, solo che è partita e è tipo scoppiata. Con l'altitudine, essendo gasata. Allora, abbiamo anche la frutta, perché mi sono portata su anche la frutta. E adesso mi spoglio, mi metto in costume perché qua prendo un po' di sole oggi. Sicuramente la faccia ce l'avrò bruciata già. Oh. Allora, qua abbiamo la scelta dei panini. E poi qui c'è la frutta. Ho portato le susine e le albicocche. No, susine e una albicocca sola perché non avevo altro. E basta, poi ho da bere. Poi ci fermiamo giù allo Scoiattoli. Ho visto una torta buonissima. Infatti volevo fermarmi laggiù a mangiarla. Sì, un po' d'acqua. Perfetto. Amore. Hai fame? Ma io non ho ancora il panino. Guarda che adesso ti lancio la pappa. Guarda. Vieni a mangiare. Bravo. Guarda che arriva anche il tuo amico grasso. Ciao. Dai, chi mangia? Sempre tu però. Non è giusto, quell'altro non mangia mai. Dove sei? Eccoti là. Ciao. Che belli. Mangiate. Io adesso mi metto il costume. Metto a caricare il telefono e mangio anch'io finalmente. Vero, coccolotti? Oh, belli! Però è bello, si vede la marmolada. L'ho detto ormai 100 volte. Wow. Ecco, prima eravamo là sopra, ma a scendere è veramente un attimo. E siamo già qua, siamo scesi tantissimo. Amori! Sì, adesso mangio anch'io. Io mi mangio il tiramisù. Passaggio solo. C'è un casino. Cioè, non so come fanno a star dietro tutto qui. Va bene, niente, mi mangio il dolce. Sono le 3:18, stiamo scendendo e il rifugio è lassù. Oddio, distante già. Stiamo scendendo per la pista. Ovviamente siamo saliti con l'aiuto, dobbiamo scendere a piedi, almeno a piedi la discesa bisogna farla. Cosa volevo dirvi? Il tiramisù era buonissimo, la crema dentro non era pesante. Qua c'è gente nascosta ovunque, tipo siamo in agosto, cioè, come le formiche uguali, ve l'ho sempre detto. E vabbè, voi questo video lo vedrete penso in settembre. Comunque veramente bellissimo, consigliatissima come gita. E nonostante siamo partiti tardi, tipo alle 11 da qua giù, dagli impianti dei Cinque Torri, circa, sì, tardi, quindi ce l'abbiamo fatta lo stesso, siamo arrivati su al Nuvolau lo stesso, veramente bello. E adesso sulla giacca a scendere perché c'è aria fredda. Il sole è caldo ma l'aria è veramente fredda, quindi ho preferito mettere su
qualcosa e basta. Adesso non ci rimane che arrivare alla macchina e poi andare verso casa, e sarà un disastro arrivare verso casa perché c'è traffico. Oggi poi è domenica, tanta gente parte, tanta gente arriva e il centro di Cortina diventa così, cioè è impossibile muoversi anche con la macchina. Eccomi, arrivati alla macchina finalmente. Adesso è stata una tragedia scendere per la pista perché è ripidissima. Comunque adesso mi sto togliendo gli scarponi, non vedevo l'ora di toglierli, perché che liberazione, anche perché c'è caldo, quindi con gli scarponi non è il massimo. E sì, è rimasto attaccato bene il coso, sì, bene. Ecco, stavo controllando l'adesivo. Vedi l'adesivo? Ah no, non si vede, da qua si vede. Ah sì. Ok, mi ha portato l'acqua, ce n'ho poca ma mi basta. A parte che ho anche il succo volendo. Questo è il parcheggio a quest'ora, cioè è pieno. Pieno. C'è gente che parte tipo adesso, ho visto una che è partita adesso. E niente. Ecco, siamo a casa finalmente, sono quasi le 8 di sera, perché dopo essere stati lassù, siamo arrivati alla macchina, vi ho fatto vedere, e poi siamo venuti fino a casa, io mi sono data una lavata, siamo andati su in baita dai miei, e quindi sono arrivate quasi le 8. Cioè, veramente, adesso mangiamo, e poi doccia, poi nanna, io sto morendo di sonno. Niente, è stata una bellissima gita, ve l'ho già detto. Spero questo video vi sia piaciuto ed ho fatto un video diverso, cioè in un posto diverso, perché veramente non ero mai stata, come detto altre 100 volte, e sono contenta di essere stata lì, ecco. Niente, posso solo che consigliare quel posto, anche per mangiare secondo me si mangia bene e i prezzi non sono assolutamente alti, sono più bassi rispetto ai ristoranti. E quindi cioè sono un po' più bassi sì rispetto ai ristoranti, quindi per me è consigliato. Chiudo il video, spero vi sia piaciuto, spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo a un prossimo video. Ciao!